la prevenzione primaria sicuramente ha un ruolo centrale nel prendere consapevolezza che oggi tante patologie, anche oncologiche, purtroppo non nascono nell'immediato, ma nascono da lontano. E da che cosa? Sicuramente anche dagli stili di vita. E in questo quello che riguarda la nutrizione in particolare è uno dei temi di base. Per questo motivo non è sufficiente solamente fare la prevenzione con gli screening e tutti i vaccini, ma bisogna partire già da piccoli, cioè da bambini, a impartire quelle che sono le buone pratiche proprio del comportamento, cioè quello dell'alimentazione innanzitutto, tant'è che sappiamo quanto è incidente e quanto sta crescendo il diabete infantile nei bambini, e quindi questo ci dà la dimensione di come il mercato si muove con la pubblicità e con i genitori poco attenti a cosa mangiano i propri bambini. Ecco, da lì nascono tutti i presupposti, insieme agli inquinanti che oggi, dalle plastiche agli antibiotici, agli ormoni, alle sostanze tossiche che sono praticamente nei conservanti dei cibi, chiaramente questi stanno alterando pian piano quelli che sono i profili non solo metabolici, ma anche quei profili che poi purtroppo provocano e inducono quei cambiamenti che provocano l'inizio di una cellula tumorale e quindi poi dei tumori. Quindi tant'è che l'età si sta abbassando, e tra le patologie non tumorali ma severe per la donna, una di queste è l'endometriosi, e sappiamo come sta crescendo proprio nel mondo giovanile, di ragazze che vanno incontro precocemente a dismenorrea, cioè a dolore con le mestruazioni persistente, e questo ovviamente porta una correzione immediata che purtroppo non si fa, perché invece si tenta di curare con gli analgesici o con altri ormoni. Quindi prevenzione primaria è tutto tondo, quello che è l'alimentazione ma anche lo sport, perché purtroppo questo è un altro aspetto di cui noi come Fondazione Salute e Cultura vogliamo occuparci, che è quello di introdurre lo sport come qualcosa di normale, non qualcosa di eccezionale. Per cui in alcune popolazioni del nord Europa fare sport è normale, camminare a piedi o andare in bicicletta, andare in palestra. Per noi invece è qualcosa di eccezionale, cioè che va contingentato all'interno se c'è tempo. Ecco, credo che tutti questi concetti devono essere portati in evidenza e creare quella consapevolezza a tutti i cittadini, uomini e donne, di volersi bene, perché questo alla fine è il vero concetto.